I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato, in lingua padovana. Un co lesaremo i eremitani. Vi sia a Capea dei Scrovegni e ai resti della arena romana, che sia accesa degli eremitani. I frati eremitani, qua e aveva anche un convento, dove isedrio versare il nuovo museo civico. E accesa degli eremitani si sta bombardata durante l'ultima guerra, e bombe e ha quasi squerciato del tutto. Se sta un danno grande, perché una bomba se finia proprio dentro a Capea Ovetari, dove che era gli affreschi del Mantegna, e ha manda a parare a tutto. E accesa se sta rifatta, e anche appuito, a dire la verità. Quasi non se ne incorse di quello che è successo. Ma con gli affreschi non che se sta più niente da fare, perché gli affreschi si fatti di Malta, e a Malta, quando che a casca, va in polvere. Inoltre, dopo il bombardamento, che ha piovuto, o meglio, prima che i portassi al sicuro i calcinassi, se passati tanti giorni, e che anche piovuto. Era tempi di guerra. Inoltre, i padovani, quando i sentio che era sta Butasò e il Mantegna, e tanti non io che aveva mai visto succede, indava torse un tocchettino per ricordo. Pensiero affettuoso, ma intanto i camminava sui ruinassi e i faceva una malteca anche a peso. Quando si finì la guerra, la sovrintendenza garancurà tutto quello che era e io che mandava a Roma. In Italia si mandava tutto a Roma. Adesso che sei regioni e si manda tutto alle regioni. Non è tanto diverso. A Roma i gaverto e casse, i ga tira fuori i ruinassi e i ga scomissia a giocare al puzzle coi tocchettini del Mantegna. Ma ormai non si capiva più niente e dopo un fia di tempo i se ga stufà. I ga tornare a ancurare i tocchi e i ga messi ancora nelle casse. Per far vedere a sua buona volontà, i ga mandà a Padova e a scena col martirio del San Giacomo, dove che c'è qualche tocchettin vero, ma tutto il resto c'è solo che una fotografia a colori. Dopo qualche anno, i padovani gavo suo di ritorno ai casse e si sta anche accontentai. Ma nessuno ha il coraggio di versarle. Tuttavia, come dicevamo prima, è accesa degli eremitani, se ancora una be accesa. Pare buon soprattutto il querto del legno, che saria sta fatto da Giovanni degli Eremitani, un frate ingegnere che aveva dell'ingegno e che aveva fatto anche il soffitto del salone. Fra Giovanni lavorava nel Tresento, ma è accesa e a sepiveccia. E tombe che si vede sui muri a destra e a sinistra, vicino l'ingresso davanti, e viene da un'altra accesa che non gesepì, quella de Sant'Agostino. E sei tombe de Jacopo e Umbertino da Carrara, principi padovani. E scultorse Andriolo de Santis, uno dei meglio da sta parte nel Tresento. Un altro scultore presente agli Eremitani è Niccolò Baroncelli, che ha fatto il portale coi mistieri sua porta de fianco, e si vede da fuori. Egli era fiorentino e lavorava a Padova prima de Donateo, ma il Cesare inasimentae. E spero che non mi veniate a domandare cosa che vuol dire inasimentae. Un altro scultore importante è quello che ha fatto che a specie di catafalco sua sinistra a metà accesa. Si tratta di a tomba di Marco Mantova Bonavides. Può darsi che non lo conosci, ma egli era un grande professore, un giurista. Non bisogna smentegarsi che a Padova che è sempre sta all'università. L'autore di sta tomba come figure allegoriche, sapienza, fama, eccetera, eccetera, se sta un altro toscano, Bartolomeo Ammanati, scultore e architetto potente, discepolo di Michelangelo. L'abside è per metà coerta di affreschi e metà no, e a metà che si sensa e a era andaso coi bombe. Nell'altra metà si pittura e storia di Sant'Agostino. E il pittore è il Guariento del Tresento. In mezzo, drio l'altar maggiore, che un crocifisso forse del semitecolo, allievo del Guariento. Così resta da vedere a Capea Ovetari, dove che era gli affreschi del Mantegna.
Innanzitutto bisogna spiegare che il nome Ovetari non ha niente a che fare con gli ovi, come invece pararia. E se chiama Ovetari perché si sta fatta dall'imperatrice Ovetari, che aveva fatto anche un contratto col Mantegna e con degli altri per pitturarla tutta. Gli altri era Niccolò Pizzolo, amico del Mantegna e pivecchio de Iude una diesena di anni, Antonio Vivarini, illustre pittore veneziano, e suo cugnà Giovanni d'Alemagna, che lavorava sempre con lui. Gli era dunque in quattro, ma dopo un fià Giovanni d'Alemagna si è morto e Antonio Vivarini, che gli era abbastanza vecchio, mentre il Mantegna e il Pizzolo gli era giovani e sicuramente si dava de arie, e si ritirava. Passà qualche anno, è morto anche il Pizzolo, una testa calda, amico di un certo conte Sanguinassi, che aveva un nome che dice tutto. Peneada è interessante. A furia di andare con sto conte, il Pizzolo e gli era morto copà. Così il Mantegna se ne sta da solo e il merito delle pitture della Capea gli era soprattutto suo. Vi ha lavorato anche altri pittori, anche il Pizzolo che aveva fatto qualcosa, per esempio a palla di terracotta che c'è ancora, ma il merito più grande già era del Mantegna. Qua bisogna contare un'altra storia. Quando il Mantegna che ha firmato il contratto nel 1448, a Padova si aveva già visto delle robe grosse nuove in fatto di arte. Era venuto per esempio Paolo Uccello, Filippo Lippi e soprattutto che era ancora Donateo a fare l'altare del santo. Tutti artisti moderni per allora, tutti rinascimentai. Spero che vedessi dare a istruirvi, ma anche tutti toscani. Non solo a Padova, ma in tutta l'Alta Italia non vi era ancora nessuno bonde pitturar come Iori. E il primo a essere bonze sta proprio il Mantegna. Ecco perché gli affreschi di Capea Ovetari era così importanti dal punto di vista storico. Era stato un modeo per i pittori di tutte le città vicine, per Venezia, per Verona, per Ferrara, persino Dürer, che gli era tedesco e penso che ho gavari sentito nominare, e gli era venuto a vederli. Adesso noi che sepi, o meglio, quasi, perché che ne se restai do. Uno col martirio e i funerali di San Cristoforo, un altro con l'assunzione della Madonna. I sega salvà perché gli era i pi rovinai dall'umido e gli aveva staccai e portai al santo. Così podemo vedere ancora qualcosa del Mantegna e vedere quanto bravo che gli era. Prospettiva, figure che pare statue, gravità, finezza, se tutte sostanze di sua pittura. Bravo. Un'altra roba curiosa. Nella scena dell'Assunta si vede solo che 7 apostoli. Se Mino non ve avesse detto, non ve saresti incorti, ma l'imperatrice Ovetari, che pagava il Mantegna, e ieri andò a contarli. E siccome che parea che il avesse saltato gli altri 5 per far manco fadiga, e ora chiamai in tribunale, con grandi spregoiade de man d'un altro vecchio pittore padovan, Francesco Squarcione, che si aveva liga al deo col Mantegna, perché gli era stato maestro e anche parò, e il Mantegna e ora aveva piantato in tronco. Allora sto Squarcione, che gli era tutto contento di aiutare a Ovetari contro il Mantegna, che non potendo che ne pi de ste storie, appena che il marchese de Mantova e ora invità in chia città, e che ha fatto su i suoi fagotti e dai parti di Padova nessuno io capi visto.